vogliamo il bene del nostro territorio, tutti noi vogliamo che i nostri figli, quelli che verranno dopo di noi, abbiano delle possibilità, delle chance diverse dalle nostre, migliori delle nostre. Questo è il nostro impegno, questa è la nostra lotta, che non è in contrapposizione a partito preso nei confronti dell'Italcementi o dei lavoratori, come in tanti vogliono far credere, ma è esattamente il contrario, è il volere costruire qualcosa di diverso. Riteniamo che il momento dei cementifici, il momento di consentitemi un termine pesante, il momento dell'abuso di questo territorio sia passato. Riteniamo che oggi possiamo decidere il futuro del nostro territorio, il futuro per i prossimi 30 anni. Noi diciamo questo, noi abbiamo lavorato tanto in questi mesi, abbiamo lavorato tra molti professionisti e molti tecnici, non abbiamo avuto paura di fare il nostro lavoro onestamente. Il risultato è stato un risultato molto forte che avrete potuto vedere in questa settimana anche sui quotidiani. Innanzitutto la diffida è stata sottoscritta dai rappresentanti dei comitati e noi, lasciateci respirare, è una diffida che è stata supportata dalle 744 diffide della gente che ha firmato. Questa diffida è stata inviata agli enti competenti e al signor Francesco Lunghi. Poi c'è stata l'esperienza dell'esposto, è stata un'esperienza molto importante perché ha consentito a noi professionisti di collegare il problema del progetto di revamping con l'elettrodotto. E questo esposto è stato depositato in Procura della Repubblica e adesso chiediamo all'autorità giudiziaria di procedere, di darci una mano per verificare la correttezza delle procedure e la trasparenza sia della pubblica amministrazione che dei singoli funzionari che vogliono avvallare questo progetto. Noi pensiamo di essere solo all'inizio. A queste iniziative seguiranno altre iniziative che coinvolgeranno anche il TAR. Noi riteniamo che è un nostro diritto adire all'autorità giudiziaria per far sentire la nostra voce e far valere i nostri diritti. Sono venuta ad abitare da qua 2 anni fa, ma sono sempre vissuto o a Padova e i colli Euganei li ho sempre amati, andavo sempre a fare passeggiate sui colli, vado in bicicletta e questo territorio lo amo. È il territorio della mia vita. Ma io oggi volevo dire due parole che mi hanno molto colpito e amareggiato. Io vengo qui per difendere e per parlare bene del sindacato, per parlare bene della CGIL, della CIS, della UIL, di tutta la tradizione del sindacalismo italiano, da Di Vittorio a Trentin, a Luciano Lama, che hanno sempre difeso appieno i diritti dei lavoratori, che hanno sempre fatto sì che i lavoratori fossero non solamente alla difesa di interessi piccoli, meschini e corporativi, alla difesa dei diritti dei padroni, ma che fossero sempre alla difesa dei diritti dei cittadini e dei lavoratori, ma non solo dei lavoratori della singola fabbrica, ma dei diritti dei cittadini di tutti. Ecco, ora io mi sento offeso e umiliato a pensare che un sindacato importante, glorioso, che tutto il movimento operaio della CGIL venga umiliato a vedere i lavoratori lottare a fianco dei padroni, mettere insieme lavoratori e padronato, fare la manifestazione con il capitale dei padroni e vedere la grande CGIL, il grande sindacato, la CISL, ridotta alle condizioni di un piccolo consiglio di fabbrica e vedere allo stesso tempo invece uno schieramento di polizia enorme per una riunione pacifica di persone per bene, di persone che sono venute qui a firmare per la tutela e la salute dei loro figli. Penso che pochi si siano resi conto di che cosa significa vivere nell'area dei cementifici e di quali saranno le conseguenze ambientali di questo progetto per un territorio che da decenni
subisce delle ferite, peraltro in una zona che gode di particolari tutele. Tali impianti ad alto impatto ambientale, come i cementifici, sono incompatibili con il piano ambientale del Parco Colli Euganei, che costituisce un valore sul quale fondare uno sviluppo compatibile e coerente con la sua istituzione e le sue finalità. Inoltre il quadro economico del progetto prevede un intervento di 160 milioni di euro, ma tale investimento come può essere ammortizzato se già esiste una riduzione della produzione e un crollo della domanda e dei prezzi del cemento? Esiste infatti il fondato rischio che per garantire il processo produttivo vengano utilizzati rifiuti di ogni genere come CDR o petcoke, uno scarto tossico e nocivo considerato un combustibile grazie ad una legge del 2002. La sua composizione comprende benzopirene, un idrocarburo aromatico policiclico fortemente cancerogeno, ossidi di zolfo e metalli pesanti come nichel, cromo e vanadio. E come è noto, i cementifici non sono soggetti, pur bruciando rifiuti, ai controlli e ai limiti di emissioni degli inceneritori. La difesa del posto di lavoro non può, in ogni caso, prescindere dalla tutela della salute dei residenti nei territori interessati. Il tema dei cementifici e dei coinceneritori ha ripercussioni sull'ambiente e sul lavoro, mettendo in conflitto chi privilegia l'uno rispetto all'altro, ma tralasciando un aspetto che io ritengo essere il vero responsabile di queste tensioni, ovvero l'assenza della politica regionale. Personalmente condivido la posizione che in questi ultimi giorni il Partito Democratico Padovano ha sostenuto con grande coraggio, ovvero la sua contrarietà al progetto. Una posizione giunta dopo un ascolto del territorio, quello che si dovrebbe sempre fare quando un problema riguarda la salute dei cittadini e la qualità della vita. Guardate, ecco, se si pensa di difendere l'occupazione, il lavoro, andando contro questi valori, la salute e l'ambiente, secondo me non si difende il lavoro, assolutamente. Ecco, io credo che dobbiamo tutti comprendere che non si possono fare scelte basate sul contingente, sul fatto che in questo momento abbiamo l'acqua alla gola per quanto riguarda l'occupazione. Noi dobbiamo fare scelte pensando al nostro futuro, guardando al di là del nostro naso, guardando, diciamo così, alla prospettiva di questo territorio. Guardando soltanto al contingente non facciamo assolutamente gli interessi del lavoro, anzi penalizziamo uno sviluppo anche occupazionale diverso per questa area. Credo che la scelta che alcuni amministratori hanno fatto, quella di cambiare la loro posizione sul revamping, sia una scelta incomprensibile. Come non comprendiamo la scelta che ha fatto il presidente del Parco di Colli Euganei di svendere il parco, di darlo alle cementerie, di accettare che questo tipo di sviluppo persista qui per addirittura altri 30 anni e in cambio di 1 milione di euro. Io ho diviso questo 1 milione di euro per 30 anni e il risultato è che sono 33.000 euro all'anno. Se poi guardiamo bene e dividiamo ulteriormente questi 33.000 euro per i 15 comuni del parco, ne esce una cifra che sono proprio i 30 denari, i famosi 30 denari, aggiornati in euro ovviamente, e sono 2.200 euro per comune all'anno. Sono Luca Bernardini, uno studente del liceo Cattaneo di Monselice, e sono qui per portare la testimonianza di un piccolo ma buono, diciamo, gruppetto di ragazzi che questa mattina, come ha detto Paolo, ha organizzato un'assemblea per cercare di coinvolgere tutti i nostri coetanei e siamo riusciti a mettere puntini sulle i che necessari per creare in tutti gli studenti un parere sulla cosa. Noi pensiamo che non sia un caso se succede in questo periodo che determinati nodi vengono al pettine, nodi che sono stati trascurati per moltissimi anni nel nostro territorio. Non è un caso se in questo momento c'è questa contrapposizione
che viene cercata, voluta tra lavoratori e cittadini, tra produttivisti e ambientalisti. Siamo in un momento, tutti lo dicono moltissimo, di crisi che è globale, che va dalla crisi finanziaria a quella ambientale e sociale, e per quella ambientale proprio recentemente il nostro territorio ha pagato e sta pagando tantissimo. E nei momenti di crisi c'è anche chi da questa crisi vuole guadagnare ancora di più, continuando a mandare avanti delle logiche di sfruttamento e consumo di un territorio, anche di quelli che hanno dato tantissimo, ricattando, proprio perché siamo in crisi, e con ricatti pesantissimi. Sono i ricatti del posto di lavoro. La nostra mozione è andata in Commissione Ambiente, sono stati fatti 4 incontri successivi, è stato accolto più o meno tutto quello che si era chiesto, ma le osservazioni al progetto la provincia non ha voluto votarle. Non ha voluto votarle perché era evidente che non si volesse dire sì o no. Ascoltatemi bene, sui giornali tutti fanno gli interventi e dicono a voce alta siamo contrari, interventi anche della GOIS, della Lega. Però poi nei fatti, quando la forza politica è chiamata a dire sì o no a un progetto, nessuno ha il coraggio di prendere una posizione netta e definitiva. Questo gioco in cui ci hanno portato gli amministratori, in particolare il nostro sindaco, di giocare sulla contrapposizione tra ambiente e lavoro, tra salute e occupazione, è diciamo un giochetto facile su cui purtroppo non so quanto in buona fede sono caduti anche i sindacati, che hanno nella sostanza portato ad un clima che è quello di una contrapposizione frontale tra chi in qualche modo ha a cuore lo stato complessivo, il futuro del territorio, e chi magari è semplicemente preoccupato, e giustamente preoccupato, per il suo reddito, per il suo posto di lavoro, ma più che di posti di lavoro io penso per il suo reddito, perché al di là delle cose che si dicono non mi sembra che ci sia sto grande entusiasmo nel lavorare all'interno di impianti come questi, insomma, no. Hanno presentato questo progetto, l'hanno presentato come un qualcosa che doveva essere il toccasana di tutti i problemi, occupazione, soldi che arrivano, miglioramenti ambientali e quant'altro. Hanno visto che su questa cosa le obiezioni dei cittadini, degli amministratori non andavano bene, si sono scontrati con una risposta del territorio molto forte che non si aspettavano. Si sono anche dovuti scontrare con osservazioni precise che abbiamo fatto, anche proprio puntualmente sul progetto. E che cosa è successo? È successo che hanno dovuto in qualche modo tornare sui loro passi. La provincia ha imposto un percorso diverso anche per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale. E da lì è partito un meccanismo su cui non ho nessun problema a dire, è un meccanismo su cui qualcuno dovrà guardare dentro, dovrà guardare bene su come si è articolato, che non comprendiamo come abbiano fatto molti sindaci a sottoscrivere prima l'impegno contro e l'appello a non fare i revampi, che poi abbiano cambiato idea progressivamente. Noi questa cosa andremo a vederla, andremo a verificarla, e la dico così, penso e spero che la sentano. Adesso è andato via, ma gliela ridico anche lunedì. Non mi quadra molto che siano arrivati incarichi, che siano arrivate consulenze che hanno toccato direttamente persone interessate a questa cosa qui.